Mi chiamo Roberta, lavoro in un IVR da 20 anni in quella che era la facoltà di Scienze, Matematiche, Fisiche Naturali ed ora è l'area di Scienze e Ingegneria. Fin da subito mi sono occupata della segreteria didattica, del corso di laurea in Scienze e Tecnologie viticolo-enologiche e poi col tempo di quella dei corsi di laurea di Matematica e Data Science. Sono stata fortunata ad avere il privilegio di lavorare con colleghe e colleghi con cui ho condiviso, oltre che obiettivi professionali, anche profondi valori umani e con docenti interessanti, stimolanti e di elevata professionalità. Questi primi 20 anni sono stati anni di crescita e sono entusiasta di passarne altrettanti in questo Ateneo che fa dell'innovazione e della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione i suoi valori fondanti. Avete già sentito parlare del percorso sulle competenze trasversali? È solo uno dei numerosi progetti che il Teaching and Learning Center porta avanti per la nostra comunità universitaria. Mi chiamo Federico e lavoro al Centro Talc fin dalla sua fondazione, occupandomi principalmente della gestione amministrativa e finanziaria. Insieme a me ci sono persone esperte nella progettazione e nell'implementazione di strategie e metodologie didattiche e valutative di tipo innovativo. Tutti insieme crediamo che studentesse e studenti del nostro Ateneo possano crescere non solo dal punto di vista della conoscenza, ma anche a livello personale, lavorativo e non solo, così da diventare cittadine e cittadini di domani, parte attiva di una società basata sull'impegno civico e sociale. Sono Valentina, il mio percorso all'interno dell'Università di Verona inizia come studentessa, si evolve con un dottorato di ricerca e prosegue come assegnista. Oggi lavoro al Liaison Office, l'ufficio di trasferimento tecnologico dell'Ateneo. Ho visto quindi la ricerca da diversi punti di vista e ho compreso sempre di più l'importanza di rendere accessibili all'esterno conoscenze e competenze e tecnologie sviluppate nelle università. Possiamo definire il Liaison Office come il punto di incontro tra università, impresa e giovani interessati al mondo dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico. Attraverso il nostro lavoro abbiamo la possibilità di raccontare la ricerca, ma anche di creare valore per la collettività. Il mio augurio per il futuro è di avere un'università che permetta a tutto il personale e agli studenti di dimostrare intraprendenza, innovazione e creatività nella ricerca e nella didattica e che permetta ai giovani di utilizzare le competenze acquisite per mettersi realmente in gioco attraverso progetti imprenditoriali o comunque progetti che ne valorizzino il loro potenziale. L'Ateneo che vorrei dovrebbe essere una comunità solidale, all'interno della quale ogni componente senta di appartenervi e possa essere valorizzato nei propri talenti. Il percorso formativo può essere messo a rischio dall'eccessiva burocratizzazione della vita universitaria. Compito di noi tecnici amministrativi è quello di accompagnare la formazione degli studenti e delle studentesse in modo da renderli partecipi e protagonisti del loro futuro. Il mio impegno in questo senso è quello di rendere accessibili i processi, in modo che non siano d'ostacolo alla carriera di nessuno degli studenti che viene a me affidato. Fondamentale in questo senso sono i valori della condivisione e della comunicazione a tutti i livelli, sia con gli studenti, sia con i colleghi, per permettere a ciascuno di contribuire al benessere della comunità con le proprie risorse. I giovani sono il nostro futuro e visto che noi ci troviamo qui alla Scuola di Medicina e Chirurgia, sono anche coloro che un domani si prenderanno cura di tutti quanti noi. E quindi questo è il mio appello a tutti noi: prendiamoci cura del nostro futuro. Sono Rossella, lavoro nel sistema bibliotecario di Ateneo, mi occupo di risorse elettroniche, ricerche bibliografiche, open access e corsi sull'utilizzo efficace di servizi e strumenti delle biblioteche. Il mio augurio è che questo Ateneo, attraverso le risorse e le competenze del sistema bibliotecario, continui sempre più a offrire fonti autorevoli per lo studio e per la ricerca, strumenti innovativi a supporto della didattica e occasioni di crescita culturale, sociale ed economica non solo per la comunità accademica ma anche per la cittadinanza. L'esperienza della pandemia ha dimostrato l'importanza dell'accesso alla conoscenza delle buone pratiche e delle migliori evidenze scientifiche, la condivisione dei saperi e la collaborazione. In un mondo in cui le informazioni viaggiano velocemente, auguro a tutte e a tutti un aggiornamento continuo per poter crescere a livello personale e professionale.
Ciao, sono Mattia e all'interno dell'ufficio orientamento di cui faccio parte da poco più di un anno mi occupo della gestione della casella email e della formazione dei nostri tutor. L'augurio che come dipendente non vedente mi sento di fare al nostro Ateneo per il suo futuro è quello di essere in grado di comprendere e integrare le specifiche esigenze di ogni persona che vengano dal personale o dal corpo studentesco, in modo da non dover più un domani parlare di inclusione, perché questa sarà diventata ormai la norma di tutti i giorni.